Il treno regionale 5775 di Trenord delle ore 10:25 per Milano Porta Genova in partenza dal binario 2 è stato soppresso. Non ci scusiamo per il disagio. Buongiorno ragazzi, da un veneziano al volante. Ragazzi, oggi doveva essere il mio giorno di riposo e invece no, mi telefonano, vai a Giugiano che c'è un treno che si è rotto e devi fare il servizio sostitutivo. E quindi ho preso il treno e eccomi qui ad arrivare a Giugiano e fatemi capire un attimo la situazione, cosa devo fare, non so niente qua, mi ha buttato dal letto alle 10 della mattina, di solito mi sveglio alle 11 e mi hanno detto che devo incontrarmi anche con un certo Francesco, grandissimo macchinista delle ferrovie di Napoli, che sta cercando di risolvere il guasto, fatemi capire se lo trovo, fammi vedere chi è qua. Mimmo, c'hai le sigarette? No, non fumo, mi dispiace. Oh, Morris, c'hai le No, non siga? era lui, mi hanno detto che è di Napoli, quindi in teoria c'è. Vediamo se è da sto lato qua, fammi capire. Mannaggia, sto scassone con Leone, si scassa sempre. Mannaggia morte, mannaggia. Francesco, sei tu? Sei tu Francesco? Ciao, sei in veneziana volante? Sì, sono io Francesco, ciao, piacere. Ciao. Piacere. E cioè, mi hanno chiamato stamattina perché devo fare il servizio sostitutivo, ma cosa è successo qua? Spiegami un attimo. Guarda, con sto cassone di ATR si è scassato un'altra volta, quindi c'è bisogno di fare una sostituzione a questo regionale. Orpo, ho capito. Ma è una roba che succede spesso oppure, non so, sti treni qua? Vediamo un bielo pietoso proprio perché Ok. non ci sono parole. Ok, va bene, dai. Allora, ascolta, qual è il mio treno? È quello là nel binario 2 e tu porti via questo del binario 1? Sì? Allora, guarda, tu devi prendere il Stadler che c'hai alle tue spalle Sì. e devi effettuare il servizio sostitutivo di questo cassone maledetto. Ah, bello. Io qua me la prendo e me la porto indietro. Ah, ok, perfetto. Va bene. Ascolta, ma io non sono molto pratico qua di treni perché io guido i bus, sai, ormai sono un pluripatentato. È facile guidarlo, sì? Diciamo che è abbastanza complesso, però almeno le neve sai quali sono. Ma ha le marce automatiche o il cambio manuale il treno, perdonami? Le marce automatiche. Ah, ok. Allora ragazzi, dai. Francesco, tu stai parlando con una persona di struttura, hai capito? Va bene, dai. Allora, Francesco, piacere di averti conosciuto e basta. Ci aggiorniamo e io parto via con la TR. Ok, ci vediamo. Grande, ciao Francesco, ciao caro, Ciao. ciao. Oh, perfetto, dai. Magnifico. E allora, tutti a bordo e facciamo sul servizio sostitutivo, dai, alla grandissima. Dai, qua è tutto pronto? Sì? Ready? Dai, avanti tutta, vai, partire veneziano volante, vai, si spingi. No, fermo, no, retromarcia, aspetta, qua non capisco niente. Ah, non sei, prendo avanzo, qua già da quella direzione, dai, devo capire, dai, va bene, dai, via, sì! Ma che stai facendo? E annanzi nelle rete, mannaggia morto, ma chi ce l'ha mandato a chi sto? Ma lo sa portato il treno o no? No, non ce la faccio, guarda, chi si sa portato solo il conto.